Rieccoci, primo Citer Pares, appuntamento del mercoledì, questa sera in seconda serata, l'abbiamo già detto, siamo in diretta anche sulla pagina Facebook, ospite, e lo ringraziamo, il sindaco di Padova Sergio Rodari. Abbiamo parlato di vaccini, abbiamo parlato della futura candidatura per quanto riguarda la continuità, se rimarrà sindaco, se vorrà fare ancora, perché poi bisogna anche vincere quando si va alle elezioni, il sindaco di Padova. Abbiamo parlato ovviamente di tutte le infrastrutture che si stanno facendo a Padova, sono davvero tante, passando anche per il tram, che ovviamente il sindaco avrebbe piacere di allargarlo anche con le prime periferie, vedi Rubano, vedi Vigonza, in modo tale da creare una possibilità di, mi sembra di aver capito, 20 milioni all'anno di passeggeri. Nel ragionamento che abbiamo fatto mancava ovviamente la Prandina, lì dovevate trovarvi, com'è la situazione per decidere la situazione? Io presumo che questo mese saremo proprietari della Prandina, diventeremo, perché sarà lo scambio tra noi e l'area di Anelli, la permuta tra l'area nostra e via Anelli. Ci stiamo lavorando, ci stiamo pensando a cosa fare con abbastanza tranquillità, perché dobbiamo capire esattamente, primo, disponibilità economiche che abbiamo, secondo, abbiamo dei dati importanti, vi ricordo che abbiamo dato un'agenzia esterna di fare l'evento per quanto riguarda i dati del traffico dei parcheggi, per cui sarà un'operazione concordata, primo con la sovrintendenza, in cui va il rispetto dell'area, e secondo cercando di fare più verde possibile, ma anche fare parcheggio, per cui è sempre la solita cosa, faremo con un po' di calma, di tranquillità. Qua va investito l'area totale del centro, non va investita solo l'area Prandina, va fatto un pensiero unico per quanto riguarda Padova totale. Abbiamo dei dati importanti, abbiamo fatto rilievi importanti, abbiamo dei dati importanti per quanto riguarda la mobilità, ci ragioniamo. Qualsiasi cosa faremo nessuno sarà mai contento, questo lo so già, però l'importante è lavorare con coscienza, trovare i sistemi. Se avessimo disponibilità economica faremo delle cose, qua si andrà avanti a step, un po' alla volta, ma rispettando la volontà di tutti, tenendo in considerazione quello che ho detto Agenda 21, quello che ha detto la minoranza, la maggioranza, i commercianti, mediando tutte le cose. Sono convinto che riusciamo a trovare il sistema. Non saranno 1000 posti, non sarà un prato, una cosa di buon senso. Senti, un'altra cosa molto importante, oltre a Padova è stata la città del volontariato, e Padova potrebbe diventare città europea dello sport, e quindi il Comune assieme all'università state lavorando per allargare, per ingrandire il CUS, il centro universitario sportivo. Sì, c'è in piena collaborazione, stiamo ragionando in questo senso. A grandi linee abbiamo dato già la definizione, stiamo aspettando che l'università ci proponga un accordo sia sotto l'aspetto tecnico che economico. Economico vuol dire che facciamo pagare, ma non si può mai regalare qualcosa. Eccolo qui, vede il rendering. So quanti rendering ho visto, uno cioè, finiti così, sono tutti belli, da Piazzale Boschetti al Leroy Merlin. Anche questo è fuori una rigenerazione molto positiva, è molto bella. No, sì, è vero, quindi c'è anche qui la possibilità. Assolutamente sì, ne esce qualcosa di veramente bello. Sono contento, come dicevo prima, l'università è veramente il nostro primo attore. Lei ha avuto la sfortuna di essere il sindaco con una pandemia che nessuno mai ha imparato delle cose. Però è stato anche il sindaco della città del volontariato a livello europeo. Io ricordo anche che abbiamo un'altra cosa importante, importantissima, UNESCO. Io mi auguro e spero, me lo stava tocco ferro, ma anche giugno, luglio, adesso c'è il Covid un'altra volta, che saremo premiati in Cina a luglio più o meno, salvo che non spostino per pandemia un'altra volta, per dovere essere. È le ricordo che un ulteriore impulso. Con la televisione la prima trasmissione per l'Urbiccheta che abbiamo fatto è stata fatta con tutti i rappresentanti dell'UNESCO nell'aula Gramagna dell'università, con il sindaco. Lei quel giorno non ha potuto essere presente, c'era il vice sindaco Lorenzoni, e abbiamo presentato appunto, hanno presentato assieme all'assessore alla cultura Colasio questo progetto che mi sembra vada a buon fine. Insomma, fantastico, quindi sono convinto che ce la faremo, però bisogna vedere cosa succede. Volontariato, Urbicta, e volontariato abbiamo fatto poche manifestazioni.
Era un po' che però abbiamo dato tante manifestazioni concrete, i volontari hanno dato l'anima, hanno dato veramente tutto in questo periodo. Noi immaginavamo di fare anche tante manifestazioni pubbliche, cosa che non è stato fattibile fare. Però si sono dati i CSV, anche tutti i la Fiera volontari. delle Parole quest'anno è stato tantissime cose, Fiera delle Parole. Sembrerebbe che le zone gialle, quando dice il DPCM, dal 27 si potrà riaprire nelle zone gialle i teatri e i cinema, ovviamente rispettando i vari protocolli, quindi speriamo che accada il più presto possibile. Già la mostra di Van Gogh, la mostra Macchiaioli sta avendo un successo incredibile, perché la gente, primo, sono bellissime, secondo, perché la gente ha voglia proprio di vedere, di uscire. Però ricordiamoci sempre. Ma ritornando a quell'impianto del CUS, lì com'è la situazione? Ne avete parlato? C'è già un progetto? Manca il progetto, c'è un progetto di fattibilità, bisogna andare sull'esecutivo, fare accordi di programma tra università, sono 2 enti pubblici e comune. Io penso che fine anno, inizio dell'anno prossimo possono partire i lavori. Non è facile il percorso. No, perché mi dà tutti i tempi ravvicinati, mi auguro che... Questi sono i tempi. So che lei vorrebbe così. Questi sono i tempi reali. Dopo interviene il Covid, intervengono anche altre cose, il ricorso, non ci facciamo mancare niente. No, sicuramente. Va bene, allora ritorniamo, andiamo a vedere allora il servizio, anzi lo anticipo. Ovviamente qui a Padova, lei anche nell'ultima trasmissione che eravamo in diretta con i telespettatori nelle telefonate, chiedevano ovviamente perché i supermercati, perché lei è uno che ha lavorato, vuole tutti i supermercati, adesso c'è la zona dove c'è il laghetto, chiamiamolo vicino, per farlo capire ai padovani, vicino al ponte Darwin, vicino all'Ikea praticamente, più o meno c'è un laghetto dove dovrebbe nascere una costruzione subito dopo un'altra che erano già prefissate, quindi andiamo a vedere in questo servizio e poi ne parleremo con il sindaco di tutte le infrastrutture che potrebbero essere costruite a Padova. Vediamo. Quello che è conosciuto come il lago artificiale di Padova Est è destinato a sparire per far posto a un punto vendita Bricomen, colosso francese per la fornitura di materiale edile. Modificato il piano urbanistico, possono ripartire i lavori interrotti anni fa per il fallimento della società che aveva avviato il cantiere con una colata di calcestruzzo. Il nuovo punto vendita Bricomen avrà una volumetria inferiore di circa 2/3 rispetto a quanto previsto nel progetto iniziale interrotto nel 2010, previsto uno sviluppo verticale di un solo piano fuori terra e non i piani interrati. Un intervento questo che porterà con sé nuove alberature nell'area destinata a parcheggio della struttura, un piccolo bosco urbano ma anche modifiche della viabilità. Previste 3 nuove rotatorie, una su via San Marco, una a nord dell'area e una tra via delle Grazie, Settima Strada e via Franceschini. Dalla parte opposta della città, a Brusegana, proseguono invece spediti i lavori per la realizzazione di un'altra nuova struttura di vendita. Laddove fino a poco tempo fa vi erano gli edifici della Mazzucato Legnami, ci sarà un nuovo supermercato. In contemporanea si sta realizzando una passerella ciclopedonale sul canale Brentelle e una nuova rotatoria tra le vie dei Colli e via Montecero, mentre in settimana sarà inaugurato un altro ipermercato in via Fra Paolo Sarpi. Tanti? Troppi. Primo, non ho in questi 4 anni mai rilasciato 1 metro quadrato di superficie, 1, non 2, 1, lo ripeto 1000 volte. Primo. Secondo punto, fino a 1500 metri quadrati, ognuno può aprire, volente o nolente. Io sono molto preoccupato di questo, l'ho scritto anche nel piano di interventi con il professor Bei. Preoccupato perché? Non di quello che c'è adesso, perché può essere che vada anche bene, o no, dipende, ma sono preoccupato tra 10 anni, 15 anni, quando ovviamente non ci sarà, ma qualche esagerazione di struttura, con i relativi parcheggi, si blocca e viene fuori un luogo di relato. Questa è la mia preoccupazione. Ma oggi, ripeto, non posso farci niente. Anche l'altra sera, in Consiglio Comunale, dico, ma ha autorizzato un ipermercato, un supermercato. No, è vero, tanto è un ipermercato quello che apre. Ma non ho autorizzato. Può spiegare che la differenza tra oltre 2.500 metri quadrati diventa un ipermercato e 4.000 metri quadrati è un ipermercato importante,
Ma era già previsto nel piano, non posso fare niente, non posso fare causa, fermare i lavori, causa dell'impresa, che è, e quando ha vinto, sì, le rento un po', pago dopo i danni, quei soldi padovani, cioè non lo farò mai queste cose qua. E qualcuno, al di là ancora di campagne politiche, qualcuno ha detto ma i marciapiedi non sono regolari, questo vado a verificarlo nei prossimi giorni personalmente, può essere che sia qualcosa, ma il resto è perfettamente autorizzato e non l'ho fatto io. E non sto dicendo che è colpa di Tizio o di Caio, perché i tempi erano diversi, sono cose diverse, purtroppo queste normative vanno avanti nel tempo. C'è poco da fare. C'è un passaggio che poi le chiedo, il ragionamento che fanno anche ovviamente quelli che sono contrari a tutte queste costruzioni è condivisibile, però se io guardo il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, come uno vuole guardarlo, questi grandi strutture ovviamente danno permesso anche possibilità di aver posto di lavoro in più, perché allora c'è questa cattiveria, uso questo termine, nei confronti di chi magari vuole guadagnarci, però nello stesso tempo dà anche posto di lavoro in più, perché poi rimarrà una cattedrale sul deserto vuota, come diceva lei. La preoccupazione è che nel tempo può rimanere una cattedrale nel deserto, non questo, non sto parlando di questo punto in generale, può essere questo, ne abbiamo uno anche a Ponte di Gottardo di esempi che non sta funzionando, che l'hanno chiuso e crea un problema. Questo può essere un problema. Altro problema, cementificazione, ovviamente, recupero di terreni, utilizzo di terreni non va bene, per tutte queste cose qua. Io sono profondamente contrario, ma è chiaro che chi ha diritto, questo in Italia è un paese di diritti, no? Faccio come voglio io. Lo sanno perfettamente comunque, perché persone, colleghi, amici che hanno fatto politica nel tempo, per cui sanno esattamente cosa stanno dicendo. Però la bugia in questo periodo impera, è poco da fare, ognuno dice quello che vuole e la gente dopo crede, perché crede che io abbia interesse a aprire un supermercato. Io no, non ho nessun interesse a aprire un supermercato. E poi, sotto l'aspetto giuridico, uno deve dimostrarmi che io ho concesso 1 metro quadrato. Mai, non l'ho mai fatto. E mai lo farò, perché non mi interessa. Quindi lì cosa verrà costruito nel laghetto del vicino? Verrà istituita una struttura commerciale, certo non alimentare, certamente sì, certamente non è. Un'altra cosa che è successa una polemica, ovviamente, a suo tempo è stata diminuita, quando l'amministrazione Flavio Zannato è stata diminuita la cubatura, ulteriormente adesso è stata diminuita, stiamo cercando di diminuire, perché l'unica cosa è trovare l'accordo con imprese private per dire ok, hai diritto a fare 1000, fai 700, fai 600, troviamo gli accordi in modo tale da diminuire la cubatura. L'ha fatto l'amministrazione precedente, l'ha fatto questa amministrazione, ma lo facciamo su tutto, su IFIP, PP1, hai diritto a 130.000, fai 120, fai 110. Quando uno è autorizzato può fare, per cui è inutile, è un paese di diritto. E per cui, ho fatto bene a spiegarlo, perché ma tanto non mi credo. L'ho messo anche nelle relazioni del piano di interventi che ho letto l'altra sera in Consiglio, che non siamo per fare costruzioni nuove, assolutamente, non siamo per fare supermercati, non siamo per fare ipermercati, ripeto, mai fatto, mai concesso 1 metro quadrato. Arrivando da quel ramo di lavoro, ma sono passati 27-28 anni, ero un ragazzino. Ma è giusto ridirlo, mi scusi Sindaco se io dico, perché io conosco e anche tanti, come diceva lei, vicino a lei conoscono, ma la maggior parte della gente magari non lo sa, è convinta che lei ancora faccia parte di quella catena della grande distribuzione, e invece è giusto ricordare che lei non c'entra nulla da 27 anni, tanto per capire, perché sembra che lei faccia gli interessi ovviamente di questo o di quell'altro. Ma ricordo, non solo da Spar che aprono anche altre catene, discount, certo. Che c'è concorrenza poi fra loro. C'è concorrenza. Quindi chi ne va bene obiettivamente in questo periodo? Solo il consumatore, perché l'aggressività dei prezzi è importante per il consumatore. Capo uno non gli piace perché è troppo. Ma quanto potrà andare avanti questa aggressività dei prezzi? È una domanda che c'entra fuori dal comune della visto che lei è un esperto. Cioè se uno abbassa, prima o dopo
ci sarà. E così poi arrivo anche al ragionamento di Amazon, arrivo al ragionamento, ricordo, devo chiedere anche del Tito Livio, e arrivo che molti negozi stanno chiudendo in tutto il mondo, in tutta Italia, sono in tutte le città. E lì davvero credo che non ci sia una possibilità. Io sono preoccupatissimo di questa faccenda, perché quando vedo a Padova negozi che chiudono, purtroppo ci sono negozi che chiudono, non solo per il Covid. Guarda, un negozio importante oggi proprio a Padova, in settimana hanno aperto un ortofrutta in Riviera Tito Livio, in Riviera Ponti Romani, se mi ricordo bene ma stanno cambiando il mercato, non c'è niente da fare, e il Covid non sarà niente più come prima. È cambiato il mercato, è cambiato il consumatore. In Corso Milano ho visto una nuova macelleria, sono cose che nascono che uno dice non avrei mai creduto. In frutta e verdura c'è un mercato molto diverso. Personalmente io apprezzo il mercato, vado dentro al ferramenta tradizionale e mi godo andare dentro al ferramenta, perché mi piace che gli oggetti... Sì, perché lei è vecchio, i suoi figli invece parli per lei. No, ma i suoi figli non fanno questo. Dico, è bello andare, scusi, vecchio, vado dentro al ferramenta, vado dentro l'ortofrutta. Ho sbagliato a dire vecchio, meno giovane, perché noi abbiamo una cultura diversa. Sì. I figli, i suoi vado figli... sotto il salone di macelleria. Sì, però sindaco, i io suoi dico, figli... ma sono tanti, calma, sono tanti, ma anche i ragazzi stanno cambiando. Attenzione, insomma, non c'è tutto il commercio elettronico. Bisogna, calma, la gente un po' alla volta capisce, forse pago qualcosa in più, ma ho rapporto con le persone, ho rapporto, il profumo che vado sotto il salone, che sento, che vedo, che amo, è diverso, è una cosa diversa. Piuttosto che comprare un computer, compro il computer, tanto non lo farò mai. Comincia a apprezzare molto sotto salone, una volta era più preso un mercato, adesso comincia a apprezzare. Io apprezzo Padova, No, parlo di acquisto di alimentari. Vado con mia moglie a fare qualche acquisto, è una cosa unica, esperienza unica, pagherò qualcosa in più, ma ho qualità in più, ho rapporto con le persone. Ma non tutti hanno la sua possibilità, può capitare. Ma io non discuto questo. Un medico comune ha detto una volta: l'alimentazione nel corpo umano è fondamentale. Se uno mangia bene vive a lungo, per mangiare bene bisogna spendere di più. Sì, ma se quello che non può spendere di più, c'è il sushi, faccio un esempio, che costa 80 euro e il sushi che costa 10 euro, quello da 80 euro non posso permetterlo. Allora gli ho chiesto al medico: sì, lei ha ragione, ma non tutti hanno la possibilità di prendere... Si può anche fare delle scelte di qualità, anche sotto l'aspetto dell'economia. Io sto parlando in termini di utilizzatore, parlavamo sotto salone, che è una gioia fare un acquisto, trovi gli amici, fai due chiacchiere, senti i profumi, vedi le cose eccezionali, vai fuori, vedi il banco della frutta e verdura, parli con le persone. Questa è Padova, ma a me mancano, l'ho detto tante volte, mancano. Parliamo invece dei negozi che purtroppo stiamo subendo una fase delicata, però sta cambiando molto il mercato. In maniera importante, molto importante. Allora, primo, stanno chiedendo, purtroppo lo dico, ma chi non aveva un'alta qualità. Chi ha qualità, se lo osservate, rimane. Primo. Secondo, molti stanno diventando, non dico ristoranti. E anche le grandi firme stanno chiudendo qualcuno. Si stanno spostando molto sul cibo. Sta cambiando il panorama commerciale. Ovviamente è tutto interesse dell'amministratore comunale a trovare sistemi, cosa non facile, per tenere in vita il commercio locale, che sia in centro, che sia in centro, che sia in periferia, che sia a qualsiasi parte, il commercio, non parlo di commercio, parlo di bar, ristorante, parlo di tutti. Noi abbiamo fatto iniziative tipo chi riapre, diamo delle sovvenzioni, abbiamo abbassato il tariffe dei rifiuti. Se non vendono poi devono chiudere per forza. Il Covid ovviamente è stato micidiale, il commercio elettronico è micidiale. Però io sono convinto che un po' alla volta ritorniamo alla storia. L'ex Rinascente hanno aperto un paio di negozi, però com'è la situazione, ne hai conoscenza di com'è la situazione? Ne aprono anche 2 o 3, anche loro fanno fatica perché oggi i centri commerciali sono in difficoltà. Per noi un aspetto importante è l'ex Rinascente. I proprietari si stanno a fare moltissimo per mettere cose di qualità ed è importante avere cose di qualità. Ovviamente prima più contenti sono, ci vuole tempo. Ci vuole tempo, andiamo in pubblicità, poi l'ultimo break e la chiusura tra poco.